Una catena di ferro, di quelle che si usano per chiudere le biciclette, è stata appesa da sconosciuti alla linea elettrica ferroviaria nella stazione di Montagnana, nella Bassa Padovana. A notare la catena, rivestita in gomma, sulla fune elettrica del secondo binario della stazione, è stato, durante una regolare attività di ispezione, un manutentore tecnico di RFI che l'ha rimossa presentando un esposto alla Polizia Ferroviaria di Legnago. Sull'episodio indaga la Digos della Questura di Padova, coordinata dalla Procura di Rovigo. È sicuramente un fatto che ha una sua gravità e di qui la presenza delle forze dell'ordine. Come comune siamo immediatamente intervenuti per tutto quanto a nostra disposizione con la nostra locale, mettendo a disposizione dell'autorità requirente tutte le immagini a nostra disposizione. La stazione di treni è munita di numerose videocamere, di un impianto di videosorveglianza abbastanza nutrito. L'oggetto metallico, secondo i dirigenti di Ferrovie dello Stato, avrebbe potuto causare danni al pantografo e alla linea elettrica, determinando l'interruzione della circolazione ferroviaria e inevitabili disagi per i passeggeri. E ora la Procura della Repubblica di Rovigo, competente per territorio, indaga per l'ipotesi di reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, un reato che prevede la pena della reclusione fino a 5 anni. Spero sia una bravata e che rimanga tale. L'autore verrà, io credo, con grandissima probabilità individuato e punito per quanto ha commesso. Io veramente spero che nessuno, proprio nessuno, abbia la bella idea di ripetere quanto è stato. Dopo la denuncia di FS Italiane, Assoutenti è pronta a costituirsi parte offesa in un eventuale procedimento giudiziario. L'associazione chiede anche un cambiamento radicale nella gestione dei lavori e della circolazione che metta al primo posto l'utenza con adeguati indennizi quando non si riesca a rispettare gli orari. I sabotaggi, dice il presidente di Assoutenti Melluso, non possono essere una scusante.